Buonasera a tutti, vi siete voi, tenore di oggi, di Battordi che ne avrei due messa e 26. Oggi mi deve essere sfilata, che però è stata spostata su 21 e invece bisogna tutte le iniziative la sana organizzata dal suo comitato Sant'Iugli, il suo Planet Club, e poi la vedremo, insomma, però ammentate però di questa bella iniziativa in modo tale che sia partecipata, in modo tale che poi aiuti la partecipazione e poi a preparare una bella esta dei Santo Iugli. Bene, poi lo vediamo, e intanto vediamo come si presenta Sadie, e oggi si presenta De Goi, copulata, e che non ha né da leppia leppia, che prima si dia de manco come si detto un pacchetto di pruso, ma la situazione è sta Paco puso manco custa, ecco qua. Idemo su itte diano già che toglie abba tutto già die bila aumenta pure a ora adesso a 17 ortai die 17 insomma abba quindi non potevano manco invocare a Deo il Maimone stabba che ti petimus e non crocca al de voe invece che sono pure qual de voe ma la poesia esatta narrata crocca alle voce, cada crocca appunto più che sapessa. Va bene. Andiamo su, vedete temperatura batta, 9 gradi temperatura massima, 7 gradi sa minima. Irimo scrasa, di notte la selata un pacco su vento, caso un pacco ventata. Ecco, domenica vamos a Bedda verso a 7, poi si spenne, che torna da cominciare a 9 e termina a mezzodì e poi andiamo resta coccolato ma che ne proere nel sviluppo cominciato un po' a sotare ma oggi la mantelletto tu canta da die insomma l'unico grado temperatura massima è 6 gradi temperatura minima poi torniamo su conto, la sfilata che deve essere oggi, Battore di Chiedevraglio 2026 è stata spostata a su 21. Poi giù da che 7, di questo penso che siete Galo, che sia Galo che non siete spostati, insomma, giù da che 7, la pentolaccia, patellozza, in sardo a ora adesso a Strese e in piazza Asproni zone sfottotto, attività e piscinellos e così via, insomma questo è stato confermato per assunersi non mi hanno comunicato nulla. Poi abbiamo un appuntamento so meta, oie, sala te danzante e sala del carnevalone organizzata dal Comitato Santo Ioglio 2026. Battordichi, de Vreaglio, te danzante, oie, cioè pro sol minore da e salvatelo a 17, per esempio, oie, Battordichi, sala prototto da Sasotto a mezzanotte, con musica anni 80-90, con ballo di gruppo, può vivere in pari al tempo storico di questa musica. Poi a Semperoie, la sala del carnevalone da mezzanotte in poi, e su Michele, sul comitato, ha comunicato che chi è già in sala vi poter restare, e quindi abbiamo la locandina dal 14 febbraio musica e giochi per i più piccoli, ingresso Planet Club, ore 16. Poi serata danzante in maschera, un tuffo nel passato per le sue emozioni, The Planet ore 20, sabato 14 febbraio, musica anni 90, latinoamericano, balli di coppia e tanta voglia di divertirsi. Quindi Ale, Forza Parisi, tutto a Sasala, sala organizzata dal subcomitato Santo Iogli. Poi vamos a los appuntamentos.
Questo vabbè, questo è un appuntamento che in VCTV, in un bel sul lettore, leggete su un conto di Grazia Deledda ambientato in vizi, due miracoli, un bel protagonista, este sia Battora e Zaizza Sadurra, che si è sposata, che ne ha su benestare da parte di zia Battora, che è un poverito, si è sposata, però poi zia Battora che hanno visto sul piscineggio un nepoteggio e si crea il suo miracolo, non beh, appunto, batto un altro miracolo, che a Veneti, ma non voglio che gli contare che almeno schifo la scurtetta, se non dura a metà, e quindi vabbè, ascoltate bolle è facile da ascoltare, basta vi punghe sopra. Poi abbiamo appuntamento da Crasa Binni che deve aglio, Festival dei ragazzi con le musiche dal vivo della Probania Band Ariston, ore 17, non manchetta, veramente è una bella appuntamento questo che sul gruppo di Achimusum, chi non sanno non spremiata che in questo bello avvenimento, che in questo bello spettacolo che pone in mezzo tanto spessinello, mamma, babbo, tutti collaborano, ma specialmente la parte principale là che c'è sul gruppo di Achimus, che ha che un lavoro incredibile. E comunque visto TV la seguire in diretta. E noi chiamo la prima pagina, poi abbiamo un altro appuntamento stasera che su che in videolina, insomma, poi ne vediamo dopo che arriviamo a scommentare pagina. Mattarella, omaggio a Deledda, poi Todde chiama i sardi in piazza contro l'arrivo dei detenuti al 41 bis. Andiamo gara innantesi, prima pagina della Unione Sarda, grazie a Deledda, orgoglio sardo, lo statuto entri nei PUC, questa è la proposta di Mauro Pili, la NATO non è più scontata, una frattura fra Europa e USA, questo è il cancelliere Merz tedesco. Bene, entriamo sul giornale. No, il primo appuntamento, però l'amolo. No. Un attimo, hai un belle arte. Oh, non è possibile che manchi. Un attimo, Non è possibile che manchi. Manca questa cosa più importante, non ho compreso, che la propriamente ieri o che questa trasmissione si è perduta. Ecco qua, che la mandiamo diretta. No, a tentare arrivare. Eccola qua. Ecco qua. Allora, appuntamento in una trasmissione in videolina a San 9 della Sinfonia di Canepa di Sassari, praticamente sul conservatorio la Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven e l'Academische Festoverture per una festa accademica di Johann Brahms hanno aperto al Teatro Comunale di Sassari l'anno accademico 2025-2026 del Conservatorio Luigi Canepa, il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Andrea Barizza è composta da circa 60 elementi tra allievi, ex allievi e docenti. Andrà in onda questa sera alle 21 su Videolina. Durante la cerimonia sarà consegnato il riconoscimento Una sinfonia per a Daniele Cossello, fondatore e storico componente del tenore Raimondo Melucco di BT. Guardate, è una cosa da ridere, non è diretta la premiazione, prima battere un po' in musica e poi questa premiazione a Daniele. Mi raccomando, non bollo perdete, già
può dare una registrazione di questa cosa, però insomma a lui dare in videolina è tutto un'altra faina. Bene, torniamo sul giornale, pagina numero 1, la scienza incorona il Montalbo, uno scrigno di biodiversità. In comune è stata presentata la ricerca sulle cavità carsiche. A Nuoro l'hanno presentata questa cosa, le cavità carsiche del Montalbo continuano ad essere uno scrigno di biodiversità. Un recente studio ha portato alla scoperta di 10 nuove specie di crostacei, uniche al mondo, piccoli gamberetti dove il più grande raggiunge appena i 2 cm di lunghezza. È quanto emerge dalla ricerca presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Nuoro, durante un incontro pubblico dal titolo Dove l'acqua incontra la vita. Il progetto, promosso e finanziato dal Parco di Tepilora, nell'area della riserva di biosfera MABA UNESCO di Tepilora, Rio Posada, Montalbo, ha visto il coinvolgimento degli studiosi della Libera Università di Bruxelles, degli Speleosub, dell'associazione Freatic e di esperti in biologia, scienze naturali e geologia che per quasi 2 anni hanno studiato i corsi d'acqua che attraversano la catena montuosa tra Siniscola e Lula, tra l'acquifero di Sacconca e Loccoli e la sorgente di Fruncude Oche. Centinaia di ore di immersione su profondità di decine di metri e spostamenti in stretti cunicoli lungo versanti in asciutto mai esplorati hanno permesso di sperimentare nuove tecniche di analisi biologica. Va bene, poi l'incontro pubblico coordinato dalla direttrice del Parco di Tepilora Marianna Mossa si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco del capoluogo Emiliano Ferno e del presidente della provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini. Si tratta di uno studio scientifico su cui il Parco di Tepilora ha creduto fin dall'inizio, perché conoscere le nostre acque carsiche significa mettere al posto giusto i pezzi del puzzle evolutivo del Mediterraneo e della ricca biodiversità che ancora si conserva nella cavità del Montalbo. La scoperta di nuove specie animali ci racconta di quanto ancora ci sia da analizzare e ricercare in Sardegna, ha detto il presidente del Parco di Tepilora, Martino Sanna. Bene, bisemus, buono. Gli esperti studiano come sfruttare l'acqua del Montalbo. La ricerca decolla il progetto promosso dal Parco di Tepilora presentato ieri a Nuoro, un nuovo scrigno di biodiversità che si è conservato per milioni di anni nel cuore delle cavità carsiche del Montalbo. Va bene, però che hai da pure come riserva acquatica. Conoscere le acque carsiche, la biodiversità, niente, gli esperti sanno come sfruttare l'acqua del Montalbo, vabbè, insomma, quindi che imboccare sabba e cambiare la biodiversità. Le piogge, poi le raffiche di vento, Nuorese e Ogliastra in ginocchio. La conta dei danni della Coldiretti porta in evidenza un bilancio drammatico. Serve subito la reazione coordinata di tutte le istituzioni e un piano per il futuro. Va bene, bisogna intanto all'occorre un cata ortulato unnaso, movitu prettasa e così via. Ecco, voglio dare toccamento chi sa Nuova Sardegna, batta un inserto che era de grazia dell'Eglia. Orgoglio e vanto, scrittrice e donna di grandi ideali. Omaggio del presidente Mattarella. Ma vabbè, questo omaggio non si crede a pometta. Apponne Salmano su poi un iscrittore a chi è sarda. Scendiamo tutti in piazza contro la servitù carceraria.
Todde annuncia la mobilitazione contro l'arrivo dei detenuti 41 bis nell'isola. Il 28 febbraio a Cagliari il governo ci ripensi e apra il confronto con la regione. Più di 240 boss di camorra e 'ndrangheta dietro le sbarre di Bancali, Uta e Nuoro, cioè praticamente non sono più 92 come in anni prima, ma 240, cioè praticamente la Sardegna diventa una Sardactras, tipo Alcatraz. Finora l'istituto con più reclusi al carcere duro era quello dell'Aquila. Il calendario degli arrivi nell'isola sembra definito, c'è incertezza sul numero totale. Finora si era parlato di 240 detenuti totali al 41 bis nelle carceri dell'isola, oltre a quelli già presenti 100 che viene già Kento. Potrebbe però aggiungersi anche una piccola quota di detenuti al 41 bis destinata alla Sicilia, esclusi naturalmente gli appartenenti alla criminalità organizzata verso le carceri di Uta e Bancali e Nuoro. I numeri più recenti, tratti dalla relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, indicano che a novembre 2025 il totale dei detenuti sottoposti al regime speciale era di 726, 10 donne, tra i quali 10 donne. I detenuti erano così distribuiti: Cuneo 45, L'Aquila 148, di cui 10 donne, Milano 99, Novara 69, Nuoro 6, Palma 61, Roma Rebibbia 42, Sassari 88, Spoleto, guardate bene questo de Sassari sono arrivato scannobiti il suo governo Todd, Spoleto 79, Terni 28, Tolmezzo 17 e Viterbo 43. I detenuti erano così classificati: Camorra 229, 'Ndrangheta 206, Casa Nostra 197, Mafia Siciliana 29, Sacra Corona Unita 18, Mafia Pugliese 32, Stidda 5, Mafia Lucana 3, altre mafie 2, terrorismo 5. Esclusa la Sicilia, in Sardegna ne dovrebbero arrivare altri 280, pari al 39% del totale. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Andiamo da innantesi, tempesta di San Valentino, arriva il ciclone Oriana. Dopo una breve tregua tornano pioggia, vento e mareggiate, meteo in graduale miglioramento a partire da domani pomeriggio. Però intanto poco il problema non è tanto il freddo né l'umidità come vuole il luogo comune a far scattare l'allerta sull'isola in questi giorni è il passaggio veloce e violento del ciclone Oriana che in pochi si aspettavano. Dopo le grandi burrasche di mercoledì e giovedì, con vento di maestrale a soffiare forte, specie sulle coste orientali, ieri c'è stata una tregua, specie al mattino. Il maltempo però è tornato già nella nottata. Oggi l'allerta è al codice arancione al sud, finora caratterizzato per lo più da vento forte, picchi di raffiche oltre i 150 km/h. Intanto rischi del maltempo, vertice con 300 sindaci, videoconferenza con la protezione civile. La direzione generale della protezione civile ieri pomeriggio ha riunito in videoconferenza i sindaci e le principali strutture operative del sistema regionale per fare il punto sulla nuova ondata di maltempo che sta colpendo l'isola, scusate. La Portoverme SRL metta in sicurezza il sito di Genna e Luas. Io ho già ragionato di questa cosa veramente scandalosa, cioè noi siamo su un montonaglio di questo fumo di acciaieria a chi la Portoverme SRL ha accumulato in Sardegna, praticamente piccando sul contributo come smaltimento.
chi si scusa dello deve regare chi da travagliare può chioccare una minima percentuale di zinc e di piombo, Giuseppe Procchento. La regione chiama in causa il gestore della discarica di Iglesias, preoccupazione delle aziende agricole, controlli nella diga del Cicerri, attesa per le analisi delle acque. Cioè questa è una mala sorte che noi non abbiamo da poter mai più scassare. Cioè il rapporto Verme SRL ha fallito e quindi la discarica come resta in occhio. Ormai non gli conveniva più manco questo tipo di smaltimento che sta aumentando il costo della corrente e siccome devia fare finta di lavorare quest'arga no, a che ne vinta spendiamo metà e hanno carchi camion che lo colaiano direttamente in discarica, specialmente questo scambio radioattivo che sono arrivati da questa demolizione, da questa fusione, da questo carro armato russo che in tutto canto radioattivo. Lo usano tutto con sarga este in occhio in Sardegna, ma non ve ne conto che tanto la realtà è su spacco credibile dessa fantasia. Piogge e mareggiate e di nuovo allerta meteo. Da domani torna il vento maestrale fino a mercoledì, poi una tregua. Il vento distrugge i boschi di Villagrande e Lanusei, nuorese, aziende in ginocchio. Registro dei tumori è ancora tutto fermo, inerzia inaccettabile. Cioè, sviluppo di questa cosa, questa vaina, il registro dei tumori sta andando già da me, ampiamente, Vincenzo Migaledo, radiologo da Saresu, chi insistia sempre su questa cosa del registro dei tumori. Niente, non si è andata da innanzi. La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa. Schirò de Salugi narrata tanti impegni, ma non c'è neppure il responsabile, cioè non va nemmanco, è stato nominato nemmanco un responsabile del registro dei tumori. Oiaia. Sta tutto nei PUC dei comuni, sia alla Pratobello dopo l'impugnazione della legge aree idonee. L'ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l'assalto all'isola. Comitati e presidio scettici dopo la convocazione. Nessun ammiccamento né mani tese con i carnefici della Pratobello è ancora peggio della Sardegna. Dopo i comitati, anche il presidio permanente del popolo sardo si esprime con cautela sulla convocazione delle commissioni quarta e quinta in seduta congiunta sulla Pratobello. I comitati, Pasquale Mereo, sindaco di Argosole e padre della proposta di legge da 211.000 firme, non aspettava la convocazione per il 4 marzo alle 10:30. Credevamo fosse possibile già mercoledì prossimo, dice, ma l'importante è che si dia il via alle audizioni, al percorso che servirà per portare la Pratobello 24 in aula il più velocemente possibile. La nostra cautela è comunque dettata dagli eventi. La cautela sicuramente giustificata. Nucleare, il governo ci riprova. Ecco un'altra servitù, questa pure una mala sorte, tale quale è Galupeo de Cusa del Sapporto Verme SRL. Nell'isola anche Musumeci a giorni il secondo accordo a conto per i danni del ciclone Harry. Mischiano una cosa che satira. Da Cagliari il ministro Pichetto Frattini lancia la sfida. È una fonte neutra, cioè la dovremmo vedere quante è fonte neutra. Doveva essere la giornata degli ecosistemi marini da integrare nelle politiche di sviluppo e pianificazione dei territori, ma a Cagliari dove nello Musumeci e Gilberto Pichetto Frattini hanno convocato sul tema una tavola rotonda a tenere banco sono stati i ristori del ciclone Harry e i programmi del governo sulla transizione energetica, che passerà anche dal nucleare. Così hanno anticipato, ciascuno secondo il proprio perimetro amministrativo, il ministro della protezione civile e delle politiche del mare e quella dell'ambiente. Le indicazioni. Allora, Pichetto Frattini, stiamo mettendo fine alla deregolarizzazione e abbiamo
definito quali sono le aree idonee per eccellenza, ovvero zone industriali e quelle collegate al sistema ferroviario. Per la parte rimanente saranno invece le regioni a dover individuare una percentuale di territorio in cui ritiene opportuno l'insediamento di questi impianti produttivi. È stato è stato il riferimento a pale e pannelli, ricordando che sui terreni agricoli è possibile l'agrivoltaico di un certo tipo con il fotovoltaico. Il ministro ha rilanciato il nucleare, è una soluzione neutra che non ha emissioni e tra l'altro dà il vantaggio di non pagare tassazioni. In quest'ottica, governo e Parlamento devono dare all'Italia il quadro giuridico perché sia possibile fare le valutazioni. Pichetto Frattin ha dato come orizzonte il 2030. Io non vedo questo paese coperto da pale eoliche e da fotovoltaico, anche se questo è lo scenario che si prospetta per la Sardegna. Yeah. Andiamo da innanzi e arriviamo a appunto sempre a Musumeci, a Picchetta Frattini, in arrivo altre risorse. Del ciclone parla Musumeci e bisogna rinnovabili, non si cambia Picchetta Frattini, cioè praticamente la legge carta atto dal PACU, il decreto che ha fatto il PACU è il valido, cioè si è sovrapposto a sa regione. Andiamo nella politica mondiale, Merz, l'ordine mondiale non c'è più. Il cancelliere narra una frattura negli equilibri tra USA e UE e la NATO non è scontata. Cioè, è chiaro che piccata a tu, Merz, dessa situazione che si è venuta a formare dopo Sumaku che ste governanne l'America. L'ordine che ha garantito la sicurezza mondiale dal dopoguerra è in crisi e non esiste più nella forma precedente a causa delle rivalità tra grandi potenze e dei conflitti crescenti. E tra Europa e Stati Uniti si è aperta una frattura e i rapporti sono oggi segnati da crescenti tensioni. Lo ha dichiarato alla conferenza di sicurezza di Monaco il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha ricordato l'attacco mosso un anno fa dal vicepresidente americano Vance e definendo estranea all'Europa la lotta culturale del movimento MAGA, Merz ha sottolineato che la libertà di parola europea finisce quando contrasta la dignità umana e la Costituzione e ha ribadito l'impegno del continente nei confronti del libero scambio, degli accordi sul clima e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, contrastando tendenze protezionistiche e isolazionistiche che stanno alimentando la sfiducia tra gli alleati. Bella sparaula. Pressing sull'Iran, arriva la mega portaerei, Zubullo mondiale, che il manna è un'altra portaerei, la polmanna del Sumunno, la portaerei Fard. Donald Trump ha inviato una seconda portaerei in Medio Oriente per aumentare la pressione sull'Iran, avvertendo che il fallimento dei negoziati sul nucleare avrebbe conseguenze pesanti per Teheran. Alla US Abraham Lincoln si unirà alla US General Ford, la più grande portaerei del mondo, pronta a intervenire se Washington decidesse per una azione militare. L'Iran, tramite Ali Shamakhani, ha minacciato una risposta forte e proporzionata, sottolineando l'elevata capacità militare della Repubblica Islamica e avvertendo che qualsiasi errore di calcolo avrebbe conseguenze molto pesanti. I colloqui restano complessi. Dopo un primo incontro in Oman, il secondo non è ancora fissato a limitare l'arricchimento dell'uranio, ma considera il programma missilistico come una linea rossa non negoziabile. Oh yeah. Lasciamo esponerne male, tanto può cambiare.
No, questo l'abbiamo già visto, siamo sull'ultima pagina in ocche, ecco qua, Merz scuote il futuro dell'Europa, frattura UE-USA, la libertà vacilla. Vertice a Monaco, il cancelliere sulla NATO non va data per scontata. Einstein, ex consulente di Obama, si dimette. Cathy Ruemer, referente legale della Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo la diffusione di alcune email che dimostrano la sua stretta relazione con Jeffrey Epstein, che chiamava zio Jeffrey. Ruemer, ex consulente legale della Casa Bianca con Barack Obama, ha annunciato che lascerà l'incarico di Chief Legal Officer General Counsel della Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026. Ruemer aveva ripetutamente preso le distanze dalle mail e da altre corrispondenze relative a Epstein, rifiutandosi di dimettersi dal suo incarico che ricorre dal 2020. Era anche arrivata a definire Epstein un mostro in recenti dichiarazioni. Secondo quanto risulta, tuttavia, prima che il finanziere condannato per abusi sessuali e favoreggiamento della prostituzione minorile fosse arrestato una seconda volta, nel 2019 aveva un rapporto diverso con lui e diceva di adorarlo, riporta il Guardian. Ucraina, l'accordo di pace torna in salita. La Russia torna a schierare Vladimir Medinsky, consigliere presidenziale del Cremlino, alla guida della propria delegazione nei prossimi colloqui con l'Ucraina e Stati Uniti, in programma il 17 e il 18 febbraio a Ginevra. Una scelta che secondo il Kiev Independent potrebbe indicare un irrigidimento della posizione di Mosca, dopo che l'ultimo round era stato condotto da una squadra ritenuta dal governo ucraino più costruttiva. Oh yeah. Iran, Trump invia un'altra portaerei e questo l'abbiamo già visto e che in questa nuova tancamos sitte novas de oie. Salutiamo a Nina Carai, buonadì a te pure Nina, da questa barbaggia dei vizi. Boscheria può anche vedere una fotografia di uno carrasacare curioso, però prima di tancare, che mi ha fatto veramente ridere. Bata, un gruppo che si sono estitolo dai crocchedda e sono senza gorro lo scramano. Quello che io anche vedere che è veramente una bella idea, una bella pessata. Ecco, lo facciamo arrivare, no? Che lo facciamo arrivare. Sicuro. Ecco qua. Carnevale di Flumini Maggiore, sicuro. Sono io che sono che raccoglia de sa crocchette in palas e poi sono imbolato a Mazzaterra, insomma, camminando a Mazzaterra, ecco. Un bello gruppo veramente da carre. Sicuro. Bravo, una bella passata, curioso. Volamos la sigla e tancatura e ecco qua, poniamo pure l'usonica. Ah no, bel jazz, usono, ecco, appunto. Poi di questo sconto, si crite, si aggredimos che canta sonsa la visualizzazione, corso dei 6 anni la visualizzazione sono state appunto 350, quindi che renare che spiaghi tu. Questo da grazie a lei da sono de manco, però è scambeste già, scambè solo una via, insomma, ecco, poi dimo, tipo spiagane e veste quasi pronto dal gammal dei stelai, di Albino Pau, e insomma, a menzio video come e di abbonato tutto dai Bizzi TV, non diamo l'appuntamento poi a Crasa, a Site Novas e poi vinas a Crasa veste sul festival dei Sospizzinos in diretta da Sariston.